Cordioli, numero 2 Adami, numero 3 Navarini, Valentina, numero 8 Esposito, numero 9 Ferrigato, numero 10 Via, numero 16 Martini Lorenzo, Martini, numero 2 7 Pascoletti, numero 8 Gatto, numero 17 Camerini. Bravissimo. Per chi non è molto sentito, vero questo torneo? No, non è molto sentito, no? Assolutamente sì, I veronesi poi, figurati. E la gioia di vedere comunque i ragazzi gioire è meraviglioso davvero, poi se lo merita tutto lo staff che comunque fa tanto durante l'anno e davvero si mettono a disposizione gratuitamente, quindi davvero doppia gioia. Grazie e complimenti a Treviso che comunque... Vale un po' per tutte le rappresentative questo, è un lavoro immane che fanno sul territorio per scoprire i giovani talenti. Questo è importantissimo. E oggi si è vista una finale equilibrata. Sono due belle formazioni, lo hanno dimostrato sul campo e non so chi meritasse di più, però è così è andata, il calcio è questo, quando si va ai rigori è una lotteria come dicono sempre tutti. Tra l'altro è un torneo che è molto amato dai ragazzi, è la formula che li stanca molto ma li fa anche molto divertire perché c'è un quartier generale dove si divertono. Una bella kermesse come parlano quelli bene, no? quelli bravi. Sono stati tre giorni bellissimi dove i ragazzi si sono veramente non solo conosciuti ma si sono anche frequentati ed è diventata veramente un'amicizia che penso rimanga nel tempo, questo sì. Lo si è visto perché c'erano gli altri ragazzi che sono venuti a tifare dietro la curva. Questo sicuramente rimane un'esperienza per loro che ricorderanno poi per tutta la vita, oltre ad essere un momento che per carità di Dio dove si possono comunque mettere in evidenza, possono avere una possibilità perché magari non hanno neanche mai avuto per essere selezionati per un futuro, ma soprattutto rimane comunque un momento indelebile. Veramente grazie al Comitato regionale per
che ci dà la possibilità di vivere queste gioie. Grazie. Grazie. È un onore per me. Complimenti, primo anno tira subito va. No, l'anno scorso di la verità. Sì, Però quest'anno l'hanno fatta, dai. Complimenti. È una bella soddisfazione. Sì, dai, sì. Avevamo vinto nel 2022, la rivinciamo dopo 5 anni. Torneo Stessa finale, stesso risultato e ai rigori vinti. E anzi, quella memoria storica. Eh sì, è stato il mio primo torneo Nicola. Fiori meravigliosi per delle meraviglie, vero? Le meraviglie sono la figlia di Nicolli e le nipoti di Nicolli, quindi spero di poter darglieli io personalmente, insomma, ma credo di sì. Questo proprio a rimarcare che grandissima persona era Nicolli. Noi ce lo ricordiamo sempre, ci ripetiamo anche, ma non ci stanchiamo di ripeterlo. Vorremmo essere come lui, è stato sempre esemplare. Abbiamo personalmente imparato molto da Beppi, speriamo di imitarlo in tutto, insomma, dai. Allora, un grazie al Comitato Regionale Veneto oggi per essere qui, un grazie a tutte le delegazioni in rappresentanza di ogni singola realtà territoriale della nostra regione a livello calcistico. Il calcio deve partire da questi ragazzi, lo sappiamo, e per noi oggi come città è un onore poter ospitare la finale di questo torneo. Pertanto lascio spazio ai ragazzi di festeggiare ora e buon saluto a tutti da parte della nostra amministrazione. La squadra vincitrice premia la figlia di Giuseppe Nicolli, la signora Serenella, accompagnata dalle figlie Alice e Sara. Ringrazio tutti. Vince Verona e Treviso, che ha condotto l'intero torneo in testa, paga le conseguenze, ma questo è il calcio a tutti i livelli. Le finali vivono di episodio, peraltro come tutto il campionato, tutto il torneo. E il calcio, lo sport è fatto di episodi e i rigori fanno parte di questi episodi. Purtroppo abbiamo visto i ragazzi del Treviso che piangevano, abbiamo visto esultare invece i ragazzi di Verona. Lo sport è questo, io credo che i ragazzi sono talmente giovani che hanno tante altre possibilità per recuperare questa delusione e quindi una sconfitta può diventare anche più utile di una vittoria. La vittoria si dimentica prima, la sconfitta un po' ci vuole un po' di più tempo. D'altra parte però servirà a loro per crescere. Cosa ci sarebbe voluto, Alessandro? Ma è stata giocata partita gagliarda, dai, è stata giocata bene da ambo le parti, una squadra più fisica, l'altra più sgusciante, se la sono giocata, è giusto così. Come dice Beppi, si vive di episodi, è una finale, può succedere di tutto. È andata così, dai, è stata una partita divertente a mio avviso. Nel giorno in cui Treviso è stata ufficialmente promossa e premiata con un evento oggi. Sono molto contento per Treviso, Beppi era oggi presente, pertanto no, dai. No, il Treviso ha perso in casa oggi, ma era una festa, sono stati premiati, sono state consegnate le medaglie, la coppa, il trofeo, quindi era un momento di grande festa. Adesso sono in piazza a festeggiare e quindi così, meritatamente a festeggiare. Dai. Ricordiamo che i ragazzi sono espressione di un mondo invece che è vario, veramente vario e meraviglioso, questo delle squadre satellite anche. Guarda, il Nicolli è bellissimo perché c'è una categoria che è la migliore, secondo me, migliore no, cioè, ti diverti di più perché sono ragazzi ancora un po' acerbi, quindi vedi le potenzialità, vedi proprio la voglia di giocare, quella ancora mancanza di malizia e poi è un'organizzazione che sta andando sempre meglio qui a Jesolo, come dicevo anche a Beppi, ci siamo divertiti, è andato tutto bene, dai. Condivido pienamente. È stato bello così. Siamo contenti perché è terminata bene, ovviamente non guardiamo il risultato per alcuni. Ma come organizzazione, come dice Ale, è andato tutto bene. Quindi diamo appuntamento al prossimo anno. Diamo appuntamento al prossimo anno.